Porca vacca! Pronto? Dobbiamo finire? Missione compiuta! Ho preso degli aggancini che non avete mai visto. Molto male. 1, 2, 3 prova, sono un grosso pezzo di cazzo. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti, tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Signore e signori, mancano 7 giorni, 2 ore, 18 minuti e 50 secondi alla consegna. E questo è il programma della giornata! Panico! Oggi il programma della giornata è continuare con questi qua, che sono i tappi e i culi delle lattine. Ieri è stata una giornata abbastanza caotica, piena di imprevisti. Da adesso in poi la questione è imprevisti, perché tutto quello che non dipende da noi è andato male, è andato storto e abbiamo avuto appunto dei ritardi. Sì, consegnano, in realtà no, c'ho l'operaio malato e le robe fatte in un certo modo. È tutta una questione del genere. Ieri comunque siamo andati avanti a grattare e stuccare usando anche la cementite queste parti qua. Oggi l'obiettivo è quello di grattarli e di prepararli assemblati, perché martedì verrà un ragazzo che fa il wrappatore a assemblarci tutto questo qua con la pellicola. Nel pomeriggio Ezio prenderà con la zaffirona, va a Novara a ritirare dei tubi innocenti, del materiale che dovevano consegnarci ma arriveremo in ritardo. Grazie, top, perfetto. E si fermerà poi a prendere anche la pellicola. Nel mentre io andrò avanti con i tappi e con il riparto mensoline, che se è in questo video vedrete che chicchetta che vi tiro fuori. Parti? Vado. Sei pronto? Non c'è più spazio per cazzate o ritardi. Se c'è un errore cosa succede? È finito tutto. È finito tutto. Vai e porta a termine questa missione. 4 hours later. Ok, allora tutti i tappi sono pronti. Qui c'ho l'altro pronto. Qua sopra c'è quello per la lattina LED. Missione compiuta. Sei tornato, vecchio! Hai preso tutto? Certo che ho preso tutto. Certo. Come? Ti vedo. Non si può vivere così, non si può. Pacchi, siamo invincibili. Siamo veramente incredibili. Incredibili. Allora, non si vede niente e sta anche piovendo. Tubi innocenti presi. Questi li possiamo anche lasciare qua sopra, direi. Scarichiamo solo la pellicola, vediamo se va bene. Vedi questa pioggia? In realtà non era niente durante tutte queste 4 ore di guida. Dopodiché recupera il materiale, c'è l'incidente. Quanti chilometri c'è hai fatto traffico. oggi? Un 400 buoni. 400 buoni con lo zaffirone che dici, vabbè. È la macchina della vita. Loro chiudevano alle 17, io sono arrivato lì alle 16:59 e 47 secondi probabilmente. Però sono stati molto gentili e mi hanno aspettato, mi hanno messo anche un po' di sale sulla coda perché volevano andare a casa. Venerdì sera, fine settimana. Hanno ragione. Guardiamo un po' com'è. Vediamo com'è, apriamo. Come facciamo a aprirle queste? Ma perché le chiudono in questo modo così efficiente? Allora, questa pellicola che è stata presa della APA, che è uno dei brand che produce pellicole per wrappare le auto. Abbiamo preso 5 metri, è costata quasi 400 euro. Non proprio poco. Però devo dire, altro che... Via! Sì. Sì, dai. Sì. APA. Appa sbrappa. Ok. Va bene, dai, missione compiuta. Quindi raga, questa saga di interminabili problemi sembra si stia risolvendo. Ne abbiamo ancora molti altri riguardante soprattutto le spillatrici, perché dobbiamo appunto consegnarle giovedì, quindi fra 6 giorni, e ci arrivano tutti i pezzi lunedì o martedì. Quindi abbiamo 2 giorni per fare 4 spillatrici. Ce la faremo? Certo che ce la faremo. Molto male. 1, 2, 3 prova, sono un grosso pezzo di cazzo. Vediamo quanto resiste. Bene, dopo tutta la mattinata a levigare, a stuccare, abbiamo
Madonna, sembra quasi la roba delle Olimpiadi o quello della Volkswagen. No, dell'Audi. Sono 4 cerchi dell'Audi. Fai sapere. E se fosse quello delle Olimpiadi dovrebbero essere un po' più in basso. Io ne so. Ma sei un giocatore olimpionico? Sì, sono più forte. A cosa? A tutti gli sport. Tutti. Tipo anche Dimmelo. mangia carote. Vinto, campione del mondo, europeo 2 volte, campione olimpico. Confermo. Va bene, dopo queste cazzate di Ezio vi spiego il programma della giornata, perché oggi finalmente, e vi dico finalmente perché apriamo un pacchettino che arriva da questo shop, se qualcuno di voi lo conosce, dove ho preso della ferramenta, degli aggancini che non avete mai visto, sicuramente non li avete mai visti, e li utilizzeremo per fare delle mensoline in rovere per la fiera, appunto. Ma apriamo il pacco perché non sto più nella pelle. Allora, sto pacchetto qua l'ho preso ancora un tot di anni fa, Decenni, secoli, tanto tempo fa, in una galassia lontana. non riesco più a parlare. Appunto, viene da uno shop tedesco che vende un botto di attrezzatura per falegnameria, delle chicchette che qua non troviamo neanche a pagare. Questo prodotto l'ho conosciuto perché ho visto un video di Get and Dirty che spiegava come lo utilizzava. Abbiamo la fattura. No, è la bolla questa. Qui abbiamo effettivamente, ho comprato anche un sample da farvi vedere come funziona. Questi sono i nostri aggancini, degli aggancini secondari doppi e la fresa che ci serve per fare questo. Nello specifico quello che abbiamo preso è questo Keil Verbinder, che è questo sistema di giunzioni fatto in questa maniera. Tramite una fresa e dei pezzettini di plastica che sono fatti di varie forme andiamo a fare delle giunzioni come vedete qua. Abbiamo due tipi di attacchini, questi qua tondi che abbiamo preso e questi qua un po' più lunghi. Con la fresa che abbiamo preso apposta, esattamente così, va a rifare questo profilo. Noi possiamo fare vari tipi di attacchi, quindi possiamo infilare in questa maniera, poi slide e lui si incastra. Possiamo fare un tipo di incastro del genere, ok? Quindi se dobbiamo fare delle mensole di un mobile possiamo fare questo in modo da fare delle unioni di un altro tipo. Quello che dobbiamo puntare noi è fare un incastro del genere, quindi se questo qua è il muro della fiera, noi dobbiamo mettere le mensoline, faremo due canali del genere senza fare qualcosa di passante come questo, in modo da arrivare, montare questi due, infilare, tirare e lui è fissato. Tanto la mensolina che dobbiamo fare deve essere 12x12 all'incirca, deve solo sostenere una lattina di birra, non deve fare nient'altro e questo sistema è più che sufficiente. Mi senti? Dobbiamo finire. Pronto? Dobbiamo finire? Siamo in ritardo. Non dipende da noi. Ce la faremo mai. Ho appena fatto alcune prove con la fresatrice, con questo banchettino che abbiamo visto anche in uno degli scorsi episodi. Le due prove che ho fatto sono le seguenti: una per simulare la mensolina che è 12x12 facendo le due fresate per andare a replicare questo tipo di incastro. Quindi una volta fatto le due fresate si va a mettere, si slida, non saprei dirlo, e si incastra. Che cazzo di parola è? Slida. Non esiste. E slide. Vabbè. E si incastra perfettamente. C'è un altro tipo di unione che sono con questi qua, che sono altri ganci più forti che consigliano di utilizzare nel momento in cui abbiamo un forte carico, comunque hanno una resistenza meccanica più alta. A utilizzare questo campione che ci hanno dato effettivamente risulta così, facendo due considerazioni molto pratiche. Uno, che questo sistema qua di mensoline a impavida deve rimanere, deve essere facile anche per loro da rimontare. Mettere due di questi gancettini qua attaccati al muro, devi fare le misure, risulta un po' più macchinoso, oltre al fatto che va bene magari quando abbiamo una mensola tra due spalle di un mobile. Se questo qua lo vado a mettere nella parte invece qua più resistente, come in questo caso, però l'unico problema che abbiamo è che dobbiamo avere un punto di entrata della fresa, ok? Questa qui si va a mettere ed è dannatamente molto più solida. Ho fatto una prova su questo scartino qua di rovere, sia come quel pezzo qua dei pezzi piccolini, ed effettivamente
effettivamente funziona bene, sull'altro potrebbe essere che non viene bene anche perché è abete, ma facendo una fresata di queste qua passanti non dobbiamo per forza farla entrare e uscire dal pezzo, possiamo semplicemente farla entrare e farla finire poco prima. Abbiamo la possibilità di montare la mensola in un senso o nell'altro per nascondere la nostra fresata, quindi se in una futura esposizione avranno bisogno di mettere le mensole in un punto e in quel punto ci passa la gente, basta girarla di 180 gradi e passarla. Sto optando più per questa soluzione qua di fare la fresata, anche perché nel test che ho fatto prima devo fare prima una passata con 2 stop, uno scendo, freso, torno indietro, risalgo, sposto tutti i blocchi e ripeto l'operazione, quindi è meno preciso, più laborioso da fare per noi, più laborioso per il cliente da riutilizzare. Questo qua, oltre a farci risparmiare tempo nella realizzazione, è più solido e soprattutto ne basta uno per mensola, per cui settiamo tutto, cominciamo a tagliarci le nostre mensoline e facciamo queste fresate. Ottimo, queste qua sono tutte le mensoline, sono 12x12 e come già fatto con questa qua di test si fa questo canalino qua dietro che entra da una parte e si blocca, quindi procediamo così. Allora, mensoline tutte pronte, scanalate, cianferate, una robettina molto molto carina. Che dici? Sliceate, bella quella parola. Sliceate. Per oggi chiudiamo qua che non facciamo altro, anche perché sono le 8:15. Si potrebbe andare avanti, però lo stucco è da asciugare, bisognerebbe pitturare a spruzzo, ma lo facciamo domani mattina che vi spiego anche il programma della giornata. Poi attenzione raga, perché comincia la settimana del delirio. Ciurma, buongiorno, mancano 5 giorni, 3 ore, 57 minuti e 28 secondi alla consegna. Sono qua con il pazzo scatenato e il programma della mattina, il programma della giornata è questo qua. Dobbiamo prendere tutti i tappi e i culi che ieri sono stati levigati e stuccati, andare fuori perché altrimenti qua all'interno si fa un casino della Madonna, visto che non abbiamo gli aspiratori, non abbiamo filtri per niente. Si vanno, si levigano tutti. Seconda passata, oggi si dà la finitura sul tavolo, sulla gamba del tavolo e sulle mensoline fatte ieri. Questo se riusciamo tutto in mattinata, e nel pomeriggio in teoria andiamo da mio cugino a fare qualche ripresa delle saldature per la struttura, per la spilatrice, e se tutto va bene stasera ne portiamo a casa una. Potevamo immaginare levigare tutte queste parti qua, hanno creato un polverone incredibile. Ora tutti i coperchi, abbiamo il sopra e il culo, sono pronti per essere droppati, che appunto come vi dicevo già sarà fatto lunedì. Sistemiamo e prepariamo tutto quello che serve adesso per andare a pitturare. No! Ottimo, tutti i processi di oggi sono stati portati a termine. L'ultima cosa che ci manca adesso è andare a fare un salto da mio cugino a vedere a che punto è la struttura della spilatrice, e se ci va bene, non abbiamo altri problemi, la portiamo a casa.
sempre vivere così. Allora, questa qui è la struttura della lattina spillatrice, con la lamiera che è quella in acciaio inox spazzolato in verticale. Qui davanti invece abbiamo l'altra lamiera che adesso è staccata, che è quella che sarà la porta per poter accedere al vano con i fusti. E qui abbiamo la nostra macchina della spillatrice. Aspetta che tolgo questo, vediamo un attimo. Porca vacca! Stai buona però, Non sbaglio mai, l'hai appena finito di dire. L'hai appena finito di dire, No, non è vecchio. un errore, infatti, era per vedere se era solida. Più indietro. No, molto più indietro. Molto più indietro. Qua. Vai, Sox! Ma stai buona? Bon, più o meno è una roba del genere. Ovviamente va rialzato, ci vuole il tappo sotto, questo qua è il pezzo sopra. Però, raga, mettiti lì, quanto voglio vedere un attimo. Allora, si alza ancora un po' di qualche centimetro del sotto, quindi è qua più o meno. Prego, sì, ecco, grazie. Prego, sì, un'altra. Prego. Sì, dai, mi sembra che ci siamo. Cioè, oggettivamente non ho mai visto tante spine fatte così. No. Detto questo, finisce questa settimana e comincia la settimana più dura di tutto il progetto. Abbiamo letteralmente 4 giorni, 3 giorni e mezzo per finire tutte e 4 le spillatrici e finora ne abbiamo solo una. Sarà la settimana tostissima, iscrivetevi così non vi perdete i prossimi episodi e ci aiutate a sostenere questa serie di progetti incredibili. Ci vediamo al prossimo episodio.